Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta caffè Lavazza crema e gusto 2 per 250 grammi a 6,99 €. Bracciole di suino a 5,49 € al chilo. Carne Simmental 2 per 215 grammi a 5,99 €. Gelato La Cremeria Motta vari gusti 500 grammi a 1,99 €. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Ichnos Ristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Ichnos Ristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. Amy, cos'ha da dire sul capitolo Amy? Guardi, vado da lei perché è flessibile con gli orari. Vado da lei perché è come se lei venisse a casa mia. Vado da lei perché qualsiasi colpo di testa mi venga, lei è pronta a dirmi stai facendo una cazzata. Insomma, vado da Amy perché è Amy. Amy Beauty Hair. Dal riccio al liscio o dal liscio al riccio non è un gioco di parole. Dietro c'è un'alta professionalità. Che sia colore, piega, stiraggio, permanente o ricostruzione, Amy Beauty Hair ti soddisfa senza distruggerti la testa. Amy Beauty Hair, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il notiziario e le news dall'Ogliastra. Partiamo oggi da Tortolì, nuove passerelle sopra elevate Orri per tutelare le dune e promuovere una fruizione sostenibile della spiaggia. L'intervento dal valore di 200.000 euro cofinanziato dalla Regione Sardegna e dal Comune prevede opere di salvaguardia dell'area dunale. 2 passerelle sono già state consegnate all'amministrazione comunale, mentre nelle prossime settimane proseguiranno gli interventi di ingegneria naturalistica e la messa a dimora di specie autoctone. Ma sentiamo proprio il progetto dalle parole del consigliere comunale delegato all'ambiente Riccardo Falchi. Queste passerelle non ci sono sempre state e servono per salvaguardare le dune di Orri. Il problema si chiama Carpo Brotus, una pianta che qui non c'entra nulla e che sta soffocando la duna. La stiamo togliendo insieme alle vecchie passerelle ormai deteriorate. Al loro posto 2 nuove passerelle in legno sopraelevate e un intervento da 200.000 euro ancora in corso. Nelle prossime settimane proseguiranno le opere di ingegneria naturalistica e la messa a dimora di specie autoctone. Questo è solo l'inizio. In autunno parte il progetto più grande, 1,5 milioni di euro per la zona speciale di conservazione del Lido di Orri. 4 nuove passerelle, protezione del ginepreto, delimitazione delle aree più fragili e ripiantumazione di specie autoctone. 2 progetti, un unico obiettivo: continuare a vivere Orri senza consumarla.
Ecco, ma c'è anche un'altra novità sul fronte della sostenibilità ambientale. Il Comune interviene per ridurre il consumo di plastica in considerazione anche delle attuali difficoltà nella gestione e nello smaltimento di rifiuti plastici in tutta la Sardegna. Per 2 mesi l'acqua erogata dalle casette dell'acqua di Piazza Rinascita e Piazza Caduti di Arbatax sarà gratuita. L'iniziativa punta proprio a incentivare l'utilizzo delle casette dell'acqua e delle borracce, riducendo così il ricorso alle bottiglie di plastica monouso. Anche in questo caso abbiamo un contributo del consigliere delegato all'ambiente Riccardo Falchi. In questo momento la gestione dei rifiuti plastici sta attraversando una fase particolarmente critica. A Tortolì il servizio di raccolta procede regolarmente, ma è opportuno intervenire con delle misure straordinarie per contenerne la produzione. Per questo il Comune di Tortolì ha deciso, in via transitoria, di sospendere per 2 mesi il pagamento dell'acqua distribuito dalle casette dell'acqua di Piazza Rinascita e Piazza Caduti di Arbatax. L'obiettivo è incentivare tutti quanti, residenti e non, a utilizzare questo servizio per ridurre il consumo di bottiglie di plastica e di conseguenza la produzione di questo tipo di rifiuto. Invitiamo quindi tutti a utilizzare le casette dell'acqua e a fare la propria parte per limitare il consumo della plastica, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà per il suo smaltimento. Si tratta di una prima misura transitoria. Continueremo ovviamente a monitorare costantemente la situazione e se sarà necessario interverremo con ulteriori provvedimenti. Un gesto semplice come riempire una borraccia può ridurre la produzione di questo rifiuto. Ecco un importante messaggio questo per la sostenibilità ambientale. Andiamo avanti invece, ci spostiamo a Lanusei, parliamo ancora di punto nascita perché il comitato Giù le Mani dall'Ogliastra ha rilanciato la richiesta di riapertura. Questo avviene anche successivamente alla vicenda del punto nascita del Santissima Trinità di Cagliari, dove la sospensione dell'attività è stata scongiurata attraverso una riorganizzazione delle risorse professionali disponibili. Secondo il comitato dimostra che possono essere quindi individuate soluzioni organizzative anche in presenza di carenze di personale. In riferimento appunto al punto nascita dell'ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, chiuso dal settembre 2021. Non entriamo nel merito delle soluzioni adottate a Cagliari, sottolinea il comitato, ma prendiamo atto di un principio molto semplice. Di fronte alla difficoltà di garantire la presenza degli specialisti necessari è possibile intervenire sull'organizzazione delle risorse e cercare soluzioni che vadano oltre i confini della singola struttura sanitaria. Per Giù le Mani dall'Ogliastra la carenza di alcune figure professionali indicata da anni tra gli ostacoli alla riapertura non può trasformarsi in una chiusura permanente. Il comitato chiede di valutare forme di collaborazione tra presidi, equip condivise, turnazioni coordinate e una regia regionale in grado di utilizzare nel modo più efficace le professionalità disponibili nel sistema sanitario. Non chiediamo deroghe agli standard di sicurezza e non chiediamo scorciatoie, precisa il comitato, ma che la regione costruisca le condizioni organizzative necessarie per garantire quegli standard anche a Nostra Signora della Mercede. La richiesta rivolta alla Regione Sardegna e all'Ogliastra affinché le possibili soluzioni vengano valutate concretamente, inserite in un progetto chiaro per la riapertura del punto nascita di Lanusei. L'Ogliastra, sottolinea il comitato, attende da quasi 5 anni. Il confronto deve ora tradursi in risultati concreti. Andiamo avanti, ci spostiamo a Barissardo, dove la dea bendata ha centrato proprio, ha baciato il paese costiero. Infatti ha fatto tappa a Barissardo. Nel corso di lunedì 17 agosto è stato centrato un 5 da quasi 35.000 euro al bar Civico 100 in via Cagliari a Barissardo. La vincita arriva in Sardegna in un momento di particolare attenzione per il jackpot del Superenalotto, che continua a crescere dopo che l'ultimo 6 da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ecco, invece a Barissardo, insomma, questa vincita è la titolare che ha esposto il cartello, appunto, raccontando di questa
fortunata vincita. Andiamo avanti restando su Barisardo, perché un incontro di informazione, confronto e psicoeducazione è previsto questa sera alle 18:30 nell'aula consiliare di Barisardo. L'appuntamento è aperto a tutti e nasce con l'obiettivo di offrire strumenti utili per comprendere meglio le reazioni allo stress e affrontare i momenti di difficoltà. A guidare l'incontro saranno psicoterapeuti esperti nella gestione del trauma e delle situazioni di stress. Si parlerà delle principali reazioni e dei sintomi legati allo stress, di come riconoscerli e affrontarli, individuando le risorse disponibili e i percorsi di aiuto. L'iniziativa è rivolta a tutti gli adulti e all'intera comunità, con particolare attenzione anche a ciò che possono vivere bambini e ragazzi. Genitori, nonni, insegnanti, allenatori, educatori, volontari, associazioni, cittadini saranno chiamati a confrontarsi sull'importanza di riconoscere eventuali segnali di disagio e difficoltà, imparando ad ascoltare, comprendere e accompagnare i più giovani in modo consapevole. Andiamo avanti, ci spostiamo a Tortolì, perché è in programma questa sera all'Anfiteatro Caritas di Tortolì il nuovo appuntamento della Pastorale del Turismo dal titolo Un sogno sardo. Protagonisti della serata saranno Caterina Murino, Maria Giovanna Cherchi e Gianfranco Matteoli, insieme a Enrico Bessolo, con la regia di Giuliano Marongiu. Cinema, musica e sport saranno al centro di un incontro dedicato alle storie, ai percorsi e ai sogni di alcuni protagonisti sardi. L'accoglienza alle 21 sarà curata dalla comunità di Trieste. Alle 21:30 per il progetto Camineras, curato da Vincenzo Ligio, Andrea Fanni presenterà il cortometraggio Isetande, aspettando di tornare a casa. A seguire la conversazione con Caterina Murino, Cherchi e Matteoli, con un focus anche sui sogni e sulle aspirazioni delle nuove generazioni. Chiudiamo adesso tornando su Tortolì, perché riparte questa sera il nuovo ciclo di appuntamenti dell'8ª edizione del Venerdì Letterario Dintorni, il festival promosso dal Comune, organizzato dal club di Jane Austen. Fino all'11 ottobre sono in programma 7 appuntamenti tra Tortolì e Arbatax, con protagonisti Cecilia Sala, Francesco Abate, Vito Mancuso e Melania Muscas, Antonio Boggio, Franco Arminio e Pier Giorgio Pulici. Ad aprire il ciclo stasera sarà Cecilia Sala alle 21 all'ex blocchiera Falchi con I figli dell'odio, in dialogo con Simonetta Selloni. La giornalista attraversa Israele, Palestina e Iran, seguendo soprattutto le generazioni cresciute dentro guerre, radicalizzazioni e conflitti ricevuti in eredità. Sala porta al Venerdì Letterario il metodo che ha reso riconoscibile il suo lavoro: andare nei luoghi, incontrare le persone, partire dalle loro vite per rendere leggibile la geopolitica. E insomma, una serie poi di appuntamenti sino all'11 ottobre, il nuovo ciclo che conferma la scelta di portare gli incontri in luoghi diversi del territorio, dall'ex blocchiera ai siti archeologici, dalle insenature alle chiese campestri, intrecciando letteratura, musica e storia. L'iniziativa è sostenuta dalla Regione e dalla Fondazione Sardegna, con la collaborazione della Fondazione Tortolì, della Biblioteca e dei comitati San Geviliano e San Lussorio. Quindi l'appuntamento questa sera con la giornalista Cecilia Sala alle 21 all'ex blocchiera Falchi. Dialogherà con la giornalista Simonetta Selloni. Chiudiamo così il notiziario di oggi e torniamo domani mattina con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi. A domani.